Ecco, al via oggi questo appuntamento che per l'ASP è importante, giornata dedicata alla prevenzione diabetologica con una passeggiata qui alla valle, un evento che si ripete ormai con costanza e impegno da parte del suo ufficio, dottore. Praticamente l'unità operativa educazione e promozione della salute soffriva come tutti gli altri degli impedimenti che la pandemia ci ha dato. Grazie al Green Pass abbiamo voluto riprenderci questa giornata e la possibilità di stare insieme allegramente pur mantenendo le distanze e le precauzioni per il Covid, perché salute è anche prevenzione del diabete, è anche attività fisica giornaliera e anche alimentazione controllata, diciamo almeno misurata, perché sappiamo che l'eccesso di alimentazione di zuccheri raffinati, semplici e amidi raffinati praticamente ci pregiudica per questa malattia. Ma noi ci occupiamo di promozione della salute, quindi abbiamo detto ai ragazzi invitiamo tutti a passeggiare ogni giorno almeno 45 minuti e quindi quale migliore occasione quella offertaci dal Parco Valle dei Templi, che grazie al direttore che ha un'apertura mentale considerevole, grazie a tutti quelli che ci hanno collaborato, le associazioni, la protezione civile del libero consorzio comunale, l'ACLI, le associazioni sportive come l'ACLI che ha dato il via alla manifestazione e ha seguito tutti i ragazzi e ha portato anche una rappresentanza di ragazzi disabili che hanno effettuato lo stesso il percorso. Quindi oggi nonostante la pioggia ce l'abbiamo fatta, abbiamo dovuto solo anticipare un po' i tempi, siamo tutti un po' bagnati, però contenti di esserci ripresi la strada per la salute. Diversi club service partecipano a questa manifestazione. Partecipiamo a questa bella passeggiata, bella iniziativa organizzata dall'ASP, la passeggiata della salute. Noi come Lions stiamo garantendo lo screening ai ragazzi che stanno compilando anche delle schede per la prevenzione naturalmente a questo brutto male che è il diabete. Abbiamo avuto una grande partecipazione nonostante le previsioni meteorologiche e speriamo che questa giornata possa essere di insegnamento a questi giovani che così numerosi e ben motivati si stanno sottoponendo agli screening. Oggi è un'iniziativa molto importante perché avere qua i ragazzi e poter trasmettere questi messaggi in termini di prevenzione alla salute, di prevenzione del diabete e quindi stimolare un corretto stile di vita in termini di attività fisica piuttosto che di alimentazione è un momento sicuramente importante per i ragazzi agrigentini. Siamo qua a fare questi screening, valuteremo eventuali condizioni che vanno attenzionate maggiormente. Speriamo che sia un'iniziativa che si ripeta sempre con questo successo con cui sta ripetendo oggi. Si stima che nel 2045 circa 700 milioni di persone saranno affette da diabete. Per questo il Soroptimist ha voluto essere presente per una malattia subdola che non curata e non ben considerata distrugge gli organi e porta alla morte. Quindi grazie all'ASP per averci invitati a partecipare. Noi sosteniamo come donne soroptimiste questa causa e acceleriamo il cambiamento. Il nostro motto significa anche questo. Ci tengo a rappresentarla e rappresentare la nostra associazione che si muove bene su tutti i campi, là dove ci sono giovani, dove c'è il nostro impegno sociale, noi ci siamo e oggi ci siamo con i Lions, di cui facciamo parte, fa parte mio marito, il dottore Carmelo Vitello e la dottoressa Carola De Paola. Ecco perché oggi abbiamo tralasciato tutto per dare un segnale forte qua sul territorio di Agrigento, ai ragazzi, a chi come noi deve credere in questo genere di lavoro che si fa per loro, per noi e per tutti. Quindi noi ci siamo, ci saremo sempre e un saluto veramente della dottoressa Carola De Paoli che è il nostro fiore all'occhiello dell'Ande.
in collaborazione con l'ASPI anche in questa 8ª edizione siamo presenti in questa bellissima passeggiata sia per la salute sia per la giornata mondiale del diabete, ma principalmente per uno stile di vita corretto che i ragazzi ogni anno acquisiscono con la pratica. Stamattina c'era una giornata, nonostante le intemperie, il coraggio dei ragazzi e il coraggio anche degli insegnanti ci ha portato di nuovo a fare questa passeggiata che ripeteremo anche negli altri anni perché è molto interessante. Grazie.